Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Eros Formiga, bene tuttesu, es cantatore a tenore e appassionato de poesia a bolu. Proprio per sa passione per sa poesia ha cominciato a improvvisare e a cantare ottadas a bolu, finza a agattare sa forza per pigare a palco come improvvisadore, partecipanne a sa gara in Uracchi che hanno tenia da 24 annos. Eros faedda de commente in bid del tutto appada imparato a cantare a tenore a sa moda de bene tutti e de commente in studiare in Sipsia de Nugoro di appa dato sa possibilità de cantare con gente de biddas anzenas, imparanne a teral modas e conoschine a terol giovanos. Eros e Bustianu chistionano a subes evoluzione moderna de su canto a tenore e de su periculu de si standardizzazione chi dia da podere apparinare sal differenzias tra sal modal de sal biddas e sas maneras de cantare. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Eros Formiga. Salute, Eros Formiga. Saludamos, professor. Contra è appassionato di poesia, due cose tue, no? Io sto bene. Appassionato di tenore. Da tenore e di poesia. E dai canto tutto questo? Dai sempre, namo, dai episodio minore. Prima namo su Ervenni di Sonicale della poesia, che in terzo momento, sempre in terza media, non sono andato roba poesia di studiare, me l'ho studiato in sardo, su unico, e l'hanno apprezzato me da fino al master, sorta. Che babbo nelle zia, da mai le zia studiare babbo e mi spiega da diretta la poesia sarda. E su tenore, su Mattesci, dai vicedusto, sempre, mi è sempre piaciuto. Ti è sempre spiaciuta dai canto fisi minore, ma babbo tu mi filnendi? E li piacia nelle zia, dal tempo come è stato sul libro suo, andiamo su alle scarchiosa e caricare questa macchina monia da gai e mi ha appassionato gai. La sconnuto e babbo tu non sa gatta pruso. No, purtroppo non. Però t'ha colato questa passione sua. E li piacia, dai, non come a me, non fate raggionato come a me, che è proprio su sempre la musica posta, non fa che fare qualche cosa che so, o mi ha costato da norma, costa una gara poetica, o senza che minuti in domo mi leggono libri poesia, no, altra cosa, no. Tienes una passione manna, tanto. Una muschia. Bello. E su tenore tu quantos annos tenis come? 36. Sei il fedale di Alessandro San, proprio di esa leva sua di questo gruppo. Un mese di differenza, un mese giusto. E tanto hai scantato Paris. E vogliamo narrare che non fa abbiamo spostato Paris e siamo al Paris. E tu sempre scontra? Sempre. Un pochi russo, su tenore il gai. E poi ho studiato in Nuoro, in cui stazione, la suonavamo per una volta. E mo? Fai il tenore? E in scuola pure è capitato, in CPC. Andato a scrivere qualche cosa. E qualche cosa li scoglio pure. Ma a me mi interessa da su conto tu, però. E chi cantai sin qui? E vimos bidda sparista, bidda mischiata, dipende che poi si video di una cantiamo sorunese, sorgolese, però poi io sempre non credo bidda per cantare la moda nostra, che devo cantare la moda, cioè, so bene tutto isso. E che cantai, vabbè, certo. E bene, bidda sa roba d'argai, non so cosa devi fare fatto. E invece se quando chiedai sa bidda, torrei a su tu. E di narrare. E su bruschi poi a sa fine testa barrata e scus. Certo. Conosche tutto al modas però. Una moschia. Abbiamo fatto. E da scurta stenore di tutto al biddas. Potremmo narrare quasi che se un esperto pure a zico da tenores. Non può comprendere, se vuoi comprendere voi. Esperto stromerà la manna. No, in su senso che non ha ascoltato meglio. Certo, questo è io. Come ti fa? Una domanda che andiamo a regionale tra il volta spuro, ma non solo in te, in generale se ne fa, no? De commente cambia su tenore e su tempo, no? Ma non narro de bene tutti, poi arriviamo a bene tutti. In generale, su cantare a tenore, parresto come sta andato su tempo, ma su barresto proprio che gli scrive, cioè mezzorenne. No, mezzorenne, secondo me no. Proprio tenore, no. Sono, a parere mio, sono cristiano del Vice, però su musica più stabile possibile, però su... Cioè, si chiama la modernità, però orecchiabile, che la gente preferisce questa cosa. Tipo andare, quando in certa gente non ne comprende nulla, che altro, sono dei nonelli che chi per me non ti piacciono. Sì. Però è sprullestro.
Pare che piaga questa musica, nulla. E tu naras, sos atteros tenores puru de totu Salbidda si sono azigo modernizzato il gai. E binna meta che secondo me è una modernizzata, anche il cavo de modernizzare là. In Però- qualche specialmente mascamente sul ballo, Mm. secondo me iya. Los han fatto all'estrados. Secondo me, poi. Però come sono, magari No, come te sono, no. è il bello, finza stenore il zofano de como, io da E pinteso. io binna meta bravitos, che va che per fino a accostare. Caleste, questo è una regione che lo dobbiamo fare liberamente a bere, noi su senso. Su chi poteva cambiato di bruso tra lo spezzolo de su tenore, no? A tempo moderno, so, dai commenti, dai secondo cantonzo de sol bezzo, so, e finza al dessa registrazione il bezzal, no? Che tanto la si scurta, no? Caleste, parrestò, su pezzo che è scambiato di bruso, dai, su basso, contra, boga e mesaughe. Dipende, forse saughe. Saughe hanno cantato per certo tono, prima cantare per appunto sartos o come niente di più spago, quindi ora non sono quelle di Sorigra. Che poi di rispondere a tenore brusarto, però prima si cantava da Gai forse. Come magari però che sono cambiato spesso, che si cambia da cosa, che sono stato più basso, si da fare per armonia forse. E finza su modo de saughe. E fino a su modo. E in bene tutti. E in vita pure, pare che cosa è scambiata, influenzato magari da come mentre il CD era una registrazione antica che hai inteso, cambia a metà. Mm. Va per zogos, prima magari fino a corpo regolare, come va da Bruce spiega e fa la serie scambiata secondo me là. Ma prima... Più zogata là, la serie, più su... Prima più monotona magari, a corpo proprio uno. A corpo sono dono e più spasados. Vabbè, più spasato pure. Più spasato poi, sai, vedi, cioè cambia iada. Fino a essere zirata, sapendo a longa, sai, come non si è fatto in ultimamente. Bella zirata, schi. Però la sconoscides. Lasciamo tornare a riprendere a cantare come abbiamo sapere la fortuna di essere in questa registrazione antica, ma che vedono 60. Ascolta, però che non dal fatto mai tu a No, pesare. no. E come te mai? Non si intende. Troppo. Non è sto che deve fare questa prima, da. Poi un fatto naturale. Se no, è bello. Ma fino a questa poesia mi ha bloccato metà questo. Che tu esa poesia has provato a cantare in poesia. Perché Garighelli l'ha fatta, improvvisata, salutava e ha messo diretta, ma la suggestione è proprio da Rauca. Su problema è sta zico. Su blues è scusso, ma sempre il primo gusto, non là. È un peccato che come sa poesia pure andiamo su improvvisazione, tu ti ottava si improvvisa. Esa gara normale. Sa gara normale, locutoresa andiamo, La no? locutoresa. E come andiamo, fa che nulla zico mezzo su conto dei commenti tu hai provato a cantare in poesia, finza schinsa che danzune, commenta mia, no? Siamo il boghi russo, a pesare oche andà male. Io a Piseggio di 24 anni ho fatto una gara poesia dilettante in Uracchi. Fuimos una volta in tre gare, da 3 fui il primo secondo, ma fui di poesia dilettante, questo in 80 anni, è abissusto, vabbè. Ma questo non si cosa che poi bisogna tornare ad andare, ho fatto sempre, non bisogna andare male, andiamo. Però, su chi non è LGBT, come sono grande professionista, sa che sua fa proprio tenorino, una bella auga e l'ha avvantaggiato mai da questo. A parte che di noi è poi sta bene. Ma ben adatto che non cantare come in parco, che la prima ottava l'ha mettata in Megos, che noi schiavamo a tirare a narrare ed è scapitato da bannare io, da fare dare improvvisato vari. E no che in bene tutti, quando tu hai provato a cantare in poesia, vai ad altra gente che vi canta io. Magari. Se vado a benissimo un altro che mi ha spronato o che mi ha risposto a allenare, che a quei pure per l'allenamento, non sta a narrare, a improvvisare, per l'allenamento mai da quei pure. Che tocca ad allenare. In vita purtroppo, proprio la poesia non abbiamo mai più sorteo. Una grande volta che abbiamo spottivare, è molto giovane. Ti sei narrei è costume. Sarà fatto riccusini. E canto Chirichetto. Canto di niada. 33 anni mi pare, non credo fa dire. E vabbè, pago bruso mai. 30 batter. 34 anni. E improvvisaiata. Grande improvvisatore. Fece piccola a parco, ma proprio vede del mezzo. Scapitato nel regionale che si può essere manno,
Scapitando una gara, a fine gara mi hanno dato giusto di bene tutti, finché sull'ultimo scadormanno, sai danacchi dell'annato si siamo salito. E mentre l'annacchi di bene tutti, lo poeta, e solamente non è salito. Un certo chirichito, che si Bernardo, e marito, non che alla pimenta. E invece la pizza cantante che finisce, lo spuro. Hai fatto qualche gara che si rimonta via. Sì, un grande poeta. E in Calesano questo pago bruso manco della la generazione vidi. Devo 20, ma che vedi, usa stacca, 21. E usa stacca, non sono sicuro, ma che vedi usa stacca. E poi deisse a improvvisare, che non si dà con noi. Calicuno io abbi fidi, però non fidi che è talentuoso. E dessa generazione tua. No, Calicuno a scrivere, ma in tavolino, ma va cosa. Non che va anche questa ottava scurrente. Io so vedere una bella manifestazione che poi è stata sospesa in un momento. Come te scrivi questa? Questa vedi praticamente tipo una gara a ottavas, una gara di barco, però posta in ottavas a tavolino. Quindi non so ma devi a un'ottava netta e un'ottava d'orraia. Però in due scompanzo il bene. Due scompanzo. La gara a due, però tramonata su barco e tramonata a tavolino. E sono organizzatore il Diana sul Dai, tema. su ma e poi lo devi a se lo paghiamo su due scompanzo. A tavolino. E canta ottavas a vita ponnere. Mi pare che mi dai che su massimo. Dai che ottavas Dai per che da uomo. uno, una 29 ottavas. E non l'hanno tornato a fare. No, l'hanno tornato a fare, non si è scritto comunque. Vede una bella manifestazione, a te la gente. Ma la leppian cantare pure dopo? No. Magari Calicone che le schiada la cantare la scantaia, però all'alleseria la spremiata, la menzionata, che. Peccato che, insomma, la poesia ne siamo il fai dente che su tenore come te lei tu questa poesia. Mamma e figlio frate sorra. Però mamma e figlio però. Mamma la poesia e figlio su tenore. Ma la poesia sa mamma che già cosa, su canto a chitarra, su canto a tenore, che già cosa sarda. Beh, la poesia sa base. Infatti, ma su poeta è stessa o che un tenore in pagas parole, se quando canta, no? Che le risponde un tenore. Io, andiamo, schia. E tu gara andas accompagnato come te contrapuro mancare. Qualche gara io in bidda. L'ha fatto su tenore. E chi che le poeta sa te lamenta che biviti. Questo, che Peppe Burco, ma che vi sorta. E come canta, se non canta, poesia? Quando capita deia, è capitato 2 o 3 anni fa che di Noliana, che era un panzo, sono appassionato di tutto, a parte di Unigi, batto il dorsofano, che sono in parente, che sa che ha una buona sorte. È capitato di non vedere 2 o 3 verde, ma ha fatto bella carichetta. Ma come te le sei organizzate, scusa? Uso sono evio, in Noliana, a suo tempo, mi hanno cercato, mi hanno invitato e mi hanno fatto una 3 in luogo privato, no? Sì, in luogo solo. La Begintina, Taurena, che dove in Quintina va bene bella ottava sabire. Cantata, sa. Cantata, proprio la gara, andiamo. Sa gara proprio, improvvisata. Sì. Io come vado una proposta che ha fatto Torre Dede, lo conosco il Desilano. Dove che non mi ne su tempo il me questo. Cioè, se pure qualche ottava la fa che è tutto, ma Bruschiatti resta appassionato e fi proponzende de organizzaremmo su in questa domo dessa poesia che hanno fatto il no? E in attera il logo so de gai in tanta albidas de organizzare de provare torre a cantare sa gente no? A sabboiare a cantare finza senza bere una cosa ufficiale no? Questa è una bella idea. Tu ebbi a partecipare sì, questa è una cosa che mi piace che come non te ne so occasione sino ma nuda proprio no paga cosa nuda no andiamo per nuda. E invece su denore già bisogna scantare. Io su denore quando capita si canta così ya pago purtroppo che in bidda che ne pago dello che cantano che per trovarlo quasi tutto. E tanto quando chiede una bidda andiamo su si può fare. Quando non la vogliamo la cantiamo ne si gai. E tanto abbarramo di accordo gai. Io intendo questo companzo spuro e si baccapo che si organizza da che come tal nato tu può cantare in poesia mica di allenamento. È certo. Noi schiune si che pesa da gai e canta da ottavas. Pago bene, no? Su naturale lo deve tenere, anda bene, però... Naturale bighere. Però bighere de... Se non bardono, no, la poesia non è... Bighere su dono, vinza de poter rimare, de poter pensare in ottavas. Però... A tavolino della poter finire a restare, poter stare... Devono essere un'ora che si sia brava a scrivere una poesia. Ma se devono proprio a cantare, uno poeta si deve su improvvisata, secondo me. È un'altra cosa. Infatti
se poeta armando sape vincere a lì a bada una poesia del mondo Viras contro Paulico Mossa e chi si Paulico, ma in cui questa poesia era bella, la violazione di quella mostrata a capitare in mano, ma l'ha fatto comprendere chi vive il mondo Viras e chi vive Paulico Mossa. No, ma te vissa poesia improvvisata. Che l'hanno nato da una parte che narra che hanno cercato tutto il numero, cioè Marilli, Glori, Glicera, Glindoro, che parenti non sono del logo d'oro e noi non film numero e manca il saldo. Se qualche cantatore messo caldo, che si può unire a improvvisare chi fa dia, non è che non parla da nulla. Che improvvisare non fa da fare dire, invece di quello vi premissi tutto in tavolino. O scavi Paulico Mossa che vede, però. Sì. E se non è posto questa cantone. No, è sta vero, è in palco, in palco per mantenere quella regola, in sa gara tenere quella regola sua, se non è che potesse scastare. Infatti. Sì. E in cui in pare chi narra da un certo punto, normalmente la poesia, però narra da chi si uno in palco prova da non cantare in sardo. Cussu, no? Che commente che gli esce una parola mezzo italianizzata. Italianizzata lo so caiana. Li struncano diritto. Lo so caiana, infatti, sai la verità. El de gai. E tanto barremo di accordo gai. Chi commente possu denore bighere essas occasiones, commente vimunene che in Alessandro Sanna sa regionata chinisse, che bighere in essas occasiones può potere cantare e poi si potere accurziare a su denore. A vostra poesia è il galo de Bruce. La poesia è il de Bruce. Calcio denore si vede una sciaga naturale e bei prova, se sta una scutta, poi ad che ma la poesia o la pratica o la contivesa o non la contivesa. E tanto questo impegno tocca che non lo leare. Io sono disponibile. Anda bene, grazie. Grazie a voi. Grazie al di questa regionata. Azzis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata da esas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.